15ª edizione della Crociera della musica napoletana. Siamo qui con Morena Chiara, si è appena concluso il suo spettacolo, ci ha deliziato con un mix di canzoni napoletane e brasiliane. Morena, com'è nato questo legame fra Napoli e la canzone brasiliana? Allora, io sono madrelingua, quindi padre napoletano e madre brasiliana e ho sempre avuto un po' la musica classica brasiliana di riferimento, cioè la bossa nova e un po' anche la musica napoletana, che stranamente negli ultimi anni è entrata più dentro. E quindi cantando principalmente inizialmente bossa nova ho deciso di mescolare un po' le cose, mi sono adattata a alcune traduzioni, ho visto che la cosa funzionava, anche perché il napoletano e il portoghese hanno molte affinità, soprattutto a livello di testo, di significato, a malinconia, saudade, cioè noi siamo molto simili, poi teniamo entrambi Omar, cioè lo vediamo sempre lì, anche perché il Golfo Mergellina sembra proprio Copacabana se tu la vedi come foto. E abbiamo per questo dei sentimenti comuni, ho deciso di mischiare le cose e vedere cosa usciva. Era la prima volta che ti esibivi su una nave da crociera, com'era l'emozione, com'era il rapporto con il pubblico? Allora, l'emozione era tanta, tanto è che a un certo punto c'erano davvero dei vuoti perché è stato molto forte come sensazione. E poi la nave, cioè, già che la nave di per sé da quando sono entrata mi ha dato sempre questo fatto un po' di sballottolamento, poi lo stare ancora là aumentava questa sensazione e quindi io mi ritrovavo, oh mio Dio, però è andato tutto bene, è un'esperienza in più, anzi grazie a tutto il cast di Scoop Travel, è stato davvero bello. Grazie mille. Allora ci vediamo al prossimo appuntamento, non mancate!